Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del mattina. Dopo 8 giorni di stop a causa delle brutte condizioni meteo a Lampedusa, oggi si è registrato un nuovo sbarco. Del tema ha parlato il ministro della giustizia Nordio a Palermo. Serve cooperazione internazionale, ha detto il guardasigilli. I carabinieri hanno scoperto un sistema di smaltimento illecito di rifiuti messo in piedi da proprietari di aziende edili, agricole, di trasporti e ristoratori locali in aree protette nel Messinese. Sono 66 gli indagati. Prima manifestazione del nuovo anno scolastico per gli studenti di Palermo. Questa mattina si è svolto un corteo contro la guerra organizzato dal Coordinamento Studenti Palermitani. Nuovo lutto nel giornalismo siciliano. È morto improvvisamente la scorsa notte a Palermo Angelo Meli, il noto cronista del Giornale di Sicilia. Aveva 61 anni ed è stato stroncato da un infarto. Il 2023 è stato un anno record per le nidificazioni di caretta caretta, con la Sicilia che guida la classifica nazionale. Lo fa sapere Lega Ambiente, che sottolinea la bontà del progetto internazionale Life Turtle Nest. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.